Un tempio dedicato alla dea Venere, o meglio alle Vestali. Chi erano le Vestali in passato? Erano delle sacerdotesse che si diceva fossero legate a poteri occulti, a poteri antichi, o meglio erano le persone, le donne, dedite a tenere un segreto che era all'epoca semplicemente un segreto probabilmente ideologico, qualcosa legato a un racconto che potesse portare i miti della nostra storia e della nostra cultura. Si dice che le Vestali fossero delle ragazze, delle donne molto belle che venivano vestite, per l'appunto le Vestali, da questo compito di mantenere il fuoco sacro della verginità, ma soprattutto del segreto legato a un mito o a una storia che tendenzialmente di base era di origine antica, legata al culto cristiano piuttosto che a culti che raccontassero storie passate. Le Vestali infatti erano le cosiddette ideologiche, le donne che dovevano mantenere un segreto a livello ideologico. Si dice nello specifico che alcuni castelli o alcuni templi ad esse dedicate, come nello specifico questo sul Monte Erice qui in Sicilia, fossero dei punti molto particolari perché potessero essere ammirati da diverse culture che arrivavano fin qui perché con il concetto di fare scambi commerciali, tendenzialmente questi scambi erano effettuati da uomini, venissero fin qui semplicemente per ammirare le bellezze di queste donne fantastiche chiamate appunto le Vestali. Poi tante sono state le storie che si sono succedute successivamente, tra cui anche il fatto che le Vestali in realtà fossero donne sì così belle, ma che in cambio di piaceri potessero richiedere appunto uno scambio merce a livello economico e materiale. Ciao, sono Luna Stanford Marrone. E non sono soltanto una ricercatrice studiosa e appassionata di simbologia, ma sono nata e cresciuta nei simboli. Sì, perché già i miei nonni erano appassionati ricercatori, studiosi, architetti, ingegneri. Sono cresciuta in un ambiente che ha fatto sì che io potessi vedere quelli che sono i significati nascosti nei simboli. Mi sono appassionata al loro significato che va oltre quello che noi vediamo. È un significato che raggiunge l'anima. Ho deciso così per questo motivo di farne una professione e di raccontarvi quello che c'è dietro ad ogni simbolo. Seguitemi sulle mie pagine.